Allora, siamo con Torre Pilas, centrocampista del Tissi, e oggi è arrivato questo pareggio, appunto un 3-3 qui sul campo della Gymnasium. All'inizio eravate un po' contratti, poi insomma siete passati anche in vantaggio il 3-2, poi il 3-3 pensi che sia giusto questo pareggio oppure no? Ma tutto sommato diciamo che è stata una partita, una bella partita fra due squadre che concorrono alla vetta della classifica, quindi il pareggio è anche giusto. Ehm, Quattro rigori non si vedono tutti i giorni, l'arbitro è stato coraggioso a fischiare, anche se indubbiamente c'erano tutti Sì, quanti. sì, sì. E niente, alla fine forse meritavamo la vittoria, abbiamo rischiato anche, però i gol che abbiamo preso, anche i rigori, errori nostri alla fine. Poi, siamo passati due volte in vantaggio dopo che abbiamo recuperato dall'1-0 iniziale. Peccato, un po' di rammarico, poi per il resto va bene così. Senti, a un certo punto della partita, nel primo tempo, il mister ha deciso di invertire i due esterni, appunto tu sei andato a sinistra e Pietro Pizzolo è andato a destra. Secondo te che cosa è cambiato da un punto di vista tattico della squadra? Ma è una cosa che facciamo di solito, proviamo, quando ad esempio io non riesco a entrare bene sulla mia fascia, allora mi sposta e viceversa, anche con Michele quando gioca sull'esterno. Oggi mancava Angelo che era una zarpedina importante, Sì. stava male, quindi ha dovuto giocare Michele al centro, altrimenti gioca Michele di solito a sinistra. Vabbè, è una cosa che proviamo di solito, Sì. nessun problema. È cambiato un po', diciamo, migliorato un po', dai. Sì, perché tu poi... All'inizio eravamo un po' spaesati, perché con i cambiamenti mi ha spostato un po' indietro, un po' avanti, quindi perdi un po', poi quando siamo rimasti fermi sulla sinistra alla fine prendi le misure. È andato un po' meglio, diciamo. Sì. Certo. Senti, ti volevo fare l'ultima domanda, adesso c'è appunto la sosta, praticamente una settimana di Capodanno, diciamo, poi subito super sfida contro l'Audax Alghese e ti chiedo, insomma, se questa settimana, insomma, può distrarvi, secondo te era meglio giocare subito oppure magari staccare un po' la spina può fare bene? Ma io dico che può fare anche bene, perché magari abbiamo qualche acciacco da questa partita, qualcuno che era infortunato magari lo recuperiamo, poi siamo persone serie. Ho capito. Va bene, allora grazie a Torre Pilas e buon Natale, insomma. Grazie a te, buon Natale a voi.